arrivo anche dal sindaco di Venezia, che peraltro è stato presidente di Confindustria Venezia e già allora caldeggiava, mi pare dal 2009 al 2013, caldeggiava la riunione fra Venezia e Rovigo. Ovviamente le chiedo le riflessioni sulla giornata, le chiedo cosa può fare il Comune e poi anche come dire, se raccoglie come dire, l'invito lanciato da Conte sull'aggregazione insomma, di area vasta. Intanto saluto tutti e devo dire che per me è una grande giornata. Sono veramente felice. Voglio ringraziare Vincenzo Marinesi e Leopoldo Destro, chiaramente a nome di tutte le 4 organizzazioni confindustriali, perché danno un esempio alla politica, un esempio di aggregazione, un esempio di generosità, un esempio di organizzazione. Per cui sarà che mi sembra di essere in famiglia e abbiamo seguito queste vicende da tanti anni con tante discussioni, perché in Confindustria si discute ed è una bella cosa, perché la democrazia è molto trasparente, si sanno le posizioni, le difficoltà. E questo è un percorso davvero complesso, però un percorso che arriva davvero a un grande esempio di organizzazione. E io ho sempre pensato che dovevano farcela gli imprenditori perché la politica non ce la fa. E allora noi dobbiamo prendere esempio da loro e costruire questo raccordo tra città. Esiste già una città metropolitana, volendo andare a semplificare, e noi nello statuto ho chiesto io, quando abbiamo fatto lo statuto, che può essere allargata alle altre città che ritengono di voler entrare. Io sento il Presidente Zaia, adesso è uscito, no? Mi sarebbe piaciuto e comunque voglio sottolineare questo aspetto del federalismo e dell'autonomia. Io non credo che sia federalismo e autonomia soltanto per la regione, ma deve avere una caduta sui comuni e sulle città. Per cui vorrei capire se la città metropolitana, appunto noi la chiamiamo di Venezia, io Confindustria l'avevo chiamata Confindustria Venezia Metropolitana, ma perché siamo veneziani tutti quanti, al di là delle sfide e delle contrapposizioni. La Serenissima era la Repubblica, la prima Repubblica libera che c'è stata in Europa, una Repubblica, ed erano tutti i nostri antenati, che ha riconosciuto per prima la Costituzione degli Stati Uniti, dove a Venezia soltanto i simboli, ma dove tutto il Veneto lavorava, tant'è che era stato del mare e stato del terra. Quando noi abbiamo parlato, sono anni che parliamo del bacino idrico, cioè quello che succede in montagna. Qui manca Belluno, che dovrebbe essere aggiunta assolutamente, e Vicenza se vorrà. Verona è una questione a parte perché è legata al bacino del lago di Garda. Verona io la vedo sicuramente una città, un ambito metropolitano, lo vedo assieme a Mantova, a Brescia, a Trento, con grandi difficoltà. Ci sono anche 3 regioni divise perché a quel tempo sono riusciti a dividere il lago di Garda addirittura in 4 parti. Però qui diamo un esempio, qui abbiamo porto, aeroporto, università, medicina, abbiamo veramente tutto, i mari, i monti, una grande industria turistica. Cioè io credo davvero che oggi si segna una pagina storica per il nostro paese. Speriamo che assieme riusciamo anche a far ricadere l'autonomia che noi sosteniamo ovviamente assieme al Presidente Zaia con grande convinzione, un'autonomia, parlando del nostro territorio, che ricada sulle città, che ci dicano non soltanto quello che la Regione deciderà di darci, ma che dialoghi, magari prendendo a giudici proprio gli imprenditori, proprio le persone che lavorano, il mondo del lavoro, che non è ovviamente solo la Confindustria, perché quando parliamo di industrie, parliamo di fabbriche, parliamo di aziende, parliamo di tutto il complesso, perché questa cosa va ricordata. C'è l'imprenditore che è proprietario, che rischia, però sa benissimo che la sua fortuna avviene attraverso tutti i suoi collaboratori, a tutti i suoi lavoratori, ai suoi patrimoni familiari ma anche personali, di amicizie. È questo il successo di un'impresa e qui in Veneto lo testimoniamo con grande efficacia partendo dalla storia, perché qui si è inventato il capitale di rischio, qui si è inventato il nome impresa nella storia mondiale, non neanche locale. L'integrazione noi la sappiamo fare, l'integrazione, noi abbiamo bisogno degli operai, dobbiamo soltanto anche decidere però che la sicurezza, il decoro non è una cosa che ci inventiamo, il rispetto tra persone deve essere fondamentale perché ci sia benessere e ricchezza. La tutela di più deboli non è soltanto di quelli che uno dice sono sotto l'ISEE, no, tutti sono deboli nel momento in cui una donna va a correre per i campi e magari rischia di essere violentata. Noi abbiamo bisogno che le imprese sentano la vicinanza dello Stato. Io su questo, e finisco, ringrazio le forze dell'ordine che sono qua, i prefetti, le questure, i carabinieri, la Guardia di Finanza, tutti gli organi, ma anche tanti volontari che partecipano assieme ai sindaci alla gestione del territorio, perché l'impresa funziona se il territorio la accoglie e questo territorio dice grazie a questi imprenditori. Grazie. Mi sembra di poter chiudere così nel modo migliore.